Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Un maresciallo della Capitaneria di Porto di Siracusa è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo ha 46 anni e al momento si trova agli arresti domiciliari. In base a quanto emerso, avrebbe molestato una donna che ha successivamente presentato denuncia. Sembra che la vittima si sia rivolta a lui nel mese di dicembre in qualità di preparatore atletico. Secondo quanto raccontato dalla donna, il maresciallo avrebbe approfittato di lei proprio durante un allenamento. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone di Terme Vigliatore nel Messinese, già note alle forze dell'ordine di età compresa tra i 28 e i 47 anni, ritenute responsabili di detenzione illecita e vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata denominata Take Away per le modalità con le quali gli indagati consegnavano lo stupefacente agli assuntori. Infatti, gli arrestati avrebbero attuato un sistema di smercio della droga che prevedeva la cessione delle dosi di stupefacente attraverso le finestre del loro appartamento e la consegna immediatamente dopo della somma corrispettiva di denaro al portone successivo. Questa modalità era adottata per accelerare lo scambio di droga ed eludere quindi i controlli delle forze dell'ordine. È morto Santo Bellina, attore palermitano stroncato da una malattia a 58 anni, conosciuto per il suo debutto nel 1985 con il film Il Pentito. Bellina aveva iniziato a recitare in diverse fiction girate con l'obiettivo di descrivere e raccontare la lotta contro la mafia. Ha lasciato il segno tra i tanti ruoli interpretati nella Piovra e nella serie TV Il Cacciatore. Aveva fatto parte anche nel 2004 del cast della miniserie Paolo Borsellino in cui interpretava il commissario Beppe Montana. Sono partiti oggi i lavori di restauro del casolare di Cinisi nel Palermitano in cui il 9 maggio del 1978 fu ucciso dalla mafia il giornalista Peppino Impastato. Il cantiere, finanziato dalla Regione Siciliana con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per circa 126.000 euro, è stato aperto nel pomeriggio con la consegna ufficiale dei lavori. Preservare i luoghi della nostra storia e valorizzare la memoria collettiva è un dovere imprescindibile per la crescita sana della nostra terra, il commento del Presidente della Regione Renato Schifani. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.